Esposito, Pugliese, dico silenzio. Basta. Permesso? Più avanti. Ah, eccolo qui. Eccolo qui, sempre in ritardo. Ercolino. Buongiorno, signor professore. Scusate, ho fatto tardi perché ho dovuto accompagnare papà all'ufficio. Silenzio, che c'è da ridere? Professore, quella è una carogna. Quando non l'accompagni non vuole andare a lavorare. Ti dico, basta. La mattina mammina mi chiama, mi dice Ercolino, vai a accompagnare papino all'ufficio, vai a accompagnare papino all'ufficio. Basta, dico, E io la sono volete costretto. smettere, la volete smettere? Oh, che c'è da ridere? Silenzio. Tutto questo tempo avrai certamente imparato bene molte cose. Ho fatto quello che ho potuto, professore. Silenzio, parlo io. Oggi abbiamo il primo canto dell'inferno. Ti vai te? Come hai detto? Niente, parlo fra sé. Questo ragazzo. Abbiamo la storia romana, la rivoluzione francese, la traduzione latina e la matematica. Anche la matematica. Anche Professore, la questa matematica. è una cosa che non mi Silenzio, entra dico, in testa. E ti deve entrare in testa. Ecco, appunto, comincia proprio tu, Ercolino. Che c'è tanta ragazzi in classe, devo cominciare proprio Comincia io. proprio tu. Professore, ma allora ce l'avete con me? Io non capisco. Devi cominciare proprio È tu. sempre io, ma ce l'hai con io proprio. Insomma, Io- basta, dico. Io non le so più dire le lezioni così. Allora vuol dire che non le hai imparate. Le ho imparate, ma non le so più dire, professore. Sentiamo perché non le sai più dire. Perché adesso non è più come una volta, si è messo la radio in mezzo, radio scuola, radio scolaro. Ma io non ti capisco. E che colpa mia se non mi capite allora? Ragazzi, dico. Professore, scusate se la mia ignoranza non arriva alla vostra, ma voglio farvi... Insomma, Ma la volete finire di ridere, ma io Silenzio. professore, mi mettete Che soggezioni. Che Io mi... significa questo fatto? Spiegami. Professore, io adesso le lezioni le dico solamente al microfono. Microfono? Microfono, quella cascettella piccola che si mette alla bocca vicina, che si allarga, che poi si sente per tutto il mondo. Ah, va bene, vuoi dire la radio? Ecco la radio. Ah, ecco. Le posso dire alla radio? Alla radio? Tutte le lezioni, mi faccio sentire come le ho imparate per bene, a campanello le ho imparate. Va bene, sentiamo un po'. Non mi mettete in castigo come tutte le Signore. volte, comprano uno sotto alle ginocchia. Niente, Granone. Mi faccio sentire come ho imparato tutte le lezioni, adesso ve le faccio Sentiamo. sentire, professore. Professore caro, mo la lezione così l'imparo, ti dico tutto ma canto ben volentieri il primo canto dell'Alighieri, sentilo come va. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via, oh sì, era smarrita, oh come a dire qual era e cosa dura. E poi, se un po' di storia adesso vuoi, ti narrerò da Roma in poi ed altre cose ancora ti dirò. Eran 7 i re di Roma, Numa Pompilio con Tullio Stilio, Anco Marzio e Servio Tullio, Tarquino Prisco, Guadalajara. Bravo Ercolino, sei più stupido di quanto credevo. Il professore mi capita spesso. Silenzio. Adesso parlami della storia di Francia. Se di Francia udir vuoi la storia ancora, io te la so dire. Ciribiribin, il re Luigi dal bel faccin di Parigi vive con piacere lì con la valiere alle Tuiliere la notte e il dì. Ma venne poi la rivoluzione con Robespierre quel fetenton e i sangulotti col coppolon, mentre Maria Antonietta va sopra carretta e la vanno a ammazzare. Vado adesso a fare il compito latino, è difficile ma è più facile se farò più una canzone, la traduzione, senti che ossessione. Come spuntant luna al mare clarum, e si allipiscen facendo l'amore. Se ne votam da sto tomaros, Romagno e Gaudio cangiante colorem, come spuntant luna al mare clarum. Ed ora dimmi tu, piccolo santo,
mi ha detto padre Enrico su al convento, dimmi in quale giorno ed in quale momento fai penitenza tu, piccolo santo. Ed io gli ho risposto: padre, volete sapere quando è che facciamo la penitenza? Notte di buoni buoni, noi facciamo la penitenza con il voto e con l'astinenza. Notte di notte di sorte nera, se n'è andata la cameriera, sto alle prese con la portiera. Notte di trovi questo ed è aumentato, cerchi quello ed è esaurito, mentre il treno che ha affollato ritardo fa. Gli autobus sono ridotti, paghi un uomo lire 7, va a comprare 2 sigaretti a fatica. Notte di miesa via, senza un'ora che non sto in fila, senza l'anima d'una vila. Notte di wababidam, walabalibam, waladibba, bisadila, biladila. Notte di